Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova, vicino a me anche Marco Mazzocco che facciamo solo salutare quest'oggi perché oggi lavoriamo in modo ridotto. Buon pomeriggio e buona Coppa Italia a tutti. Mi mancava questa. Allora, buon pomeriggio e buona Coppa Italia, come diceva appunto il collega Mazzocco della Tribuna di Treviso. Qui a fianco a me anche quest'oggi, gradi percepiti saranno 50 dentro la nostra cabina stampa, si gioca che comunque con 35 gradi sicuro sul campo. Sono stati preordinati 4 call in break, quindi le due squadre si fermeranno 2 volte nel primo tempo, 2 volte nel secondo tempo, chiaramente perché vi posso garantire, sudiamo noi a stare fermi, figuratevi i ragazzi e i giocatori in campo quest'oggi. Non contestiamo e non diciamo nulla fin dalla prima domenica così in modo polemico, però diciamo che insomma magari giocarla intorno alle 17:30, alle 18, forse queste partite si potevano anche fare. Vabbè, lasciamo stare tutto questo e prepariamoci a godere di una partita, ci auguriamo interessante ma sicuramente condizionata dal grandissimo caldo. Come vi dicevo, una partita che vede di fronte due formazioni che sono state giudicate dalla nostra classifica lo scorso anno le squadre rivelazione del campionato per quanto riguarda lo scorso anno. Abbiamo premiato, lo ricordiamo e lo ricorderete, abbiamo premiato il tecnico Stefano Esposito per il Vittorio Veneto e abbiamo premiato la formazione dell'Eclisse Careni Pievegina e il suo tecnico proprio come squadra rivelazione, ma entrambe sono state sicuramente due squadre interessanti e molto belle da vedere nello scorso campionato. Allora, cominciamo con le formazioni, visto che le squadre ancora non stanno scendendo in campo. Eclisse Careni Pievigina e Vittorio Falmec. Cominciamo dal Vittorio con Fiorenzato, Perinot, Ferrazzo, Zane, De Biasi, Vicini, Semenzato, Voltarel, Scarpi, Pinto e Zanier. Ha cambiato poco il Vittorio Veneto, lo ha fatto un po' come l'Eclisse Careni Pievegina, inserendo giocatori giusti nei vuoti che c'erano. In panca Darè, Breda, Salamon, Mariuz, Bressan, Fattorel, Salamon, Polese e Fabris. Allenatore il signor Stefano Esposito. Risponde l'Eclisse Careni Pievigina che ha fatto una serie di amichevoli per quanto riguarda il suo precampionato, ha fatto una serie di amichevoli con squadre sempre sotto di categoria, mentre qualcosa in più ha fatto il Vittorio Veneto giocando anche con squadre di categoria superiore. L'Eclisse, vi dicevo, schiera Della Colletta, Basso, Gasparini, Sibiglia, Segat, Mognon, Raccagna, Netto, Ianco, De Zotti e Del Prete. Questo è l'11 che abbiamo spesso volte, forse più di tutte le volte, visto in questo precampionato. In panchina Omar Moschetta porta Spadetto, Cazzaro, Gallina, Pepai, Darrigo, Nardi, Vianello, Toffoli e Cociu. Pochi inserimenti anche da parte della Eclisse, se vogliamo il numero 3 Gasparini, che ha subito fatto bene fin dalla prima uscita stagionale, si è dimostrato un ottimo acquisto per la fascia, è un numero 3 che spinge, che sa crossare, che sa fare il suo lavoro molto molto bene e lo si è visto subito fin dalle prime uscite e in effetti è entrato già nel cuore dei tifosi che hanno visto le gare. Per quanto riguarda poi l'altro inserimento è quello di Netto, un 2005 con il numero 8 sulle spalle, anche lui un buon inserimento. Intanto fanno il loro ingresso in campo per la prima volta nella stagione 24-25 per quanto riguarda appunto la prima volta ufficiale, perché si gioca la Coppa Italia d'Eccellenza, girone 8, un gironcino a 4 dove troviamo
oltre al Vittorio Falmec e all'Eclisse il Cavarzano ed il Borgo Valbelluna, due formazioni bellunesi che naturalmente oggi si sono presentate qui al D'Agostin di Pieve di Soligo per studiare queste due formazioni, queste due squadre. La prima giornata prevede appunto questa gara: Eclisse contro Vittorio Veneto Falmec e Cavarzano Belluno contro Borgo Valbelluna, quindi se vogliamo un derby trevigiano da una parte e un derby bellunese dall'altro. Bene, quando sono e scoccano le 16:32 minuti primi in questo esatto istante qui al Comunale D'Agostin, squadre in mezzo al campo agli ordini, vi dicevo, del signor Mohamed Akram Shadid della sezione di Vicenza, coadiuvato da Zausa della sezione di Padova e da Mel della sezione di Conegliano. Foto di rito per le due compagini in mezzo al campo. In maglia bianca l'11 di casa, maglia bianca, mentre con i soliti colori, quelli classici rosso-blu, il Vittorio Falmec, che schiera appunto una formazione, come vi dicevo, con gli inserimenti di alcuni giocatori, anch'essi scelti con cura da Stefano Esposito e dal suo staff. Ecco la foto, intanto è la prima di una lunga stagione, ci auguriamo, di una stagione per entrambe le società a cui siamo legati naturalmente, di successi e di soddisfazioni naturalmente. Tutto pronto, tra poco il calcio d'inizio, che mi pare sia stato vinto e appannaggio della formazione del Vittorio Veneto Falmec, quindi tra poco la gara andrà a cominciare con il fischietto del signor Mohamed Akram Shadid di Vicenza, che è pronto a dare il via ufficialmente alla Coppa Italia Eccellenza Girone 8. Parte la stagione sportiva in Coppa delle due formazioni e ci apprestiamo a gustarci. Ci auguriamo una buona gara. Vi dicevo che sarà condizionata terribilmente da questo caldo veramente oggi incredibile qui a Pieve di Soligo. Vi dicevo prima, per quanto riguarda la nostra cabina stampa, percepiti saranno 45-50 gradi, fuori sono i 35 gradi, che non sono pochi, e come vi dicevo in precedenza sono stati organizzati, pensiamo, 2 cooling break per tempo, quindi ci si fermerà 2 volte nella prima parte della frazione di gioco e 2 volte nella seconda frazione di gioco. In avanti con una bella finta un Vittorio Veneto che ha provato subito ad imbastire e a impensierire subito, ce la fa, e il primo gol stagionale è del Vittorio Veneto, che ha lasciato un po' troppo spazio. È il numero 9 del Vittorio Veneto che va in gol, il Vittorio Falmec, che colpisce subito a freddo, ed è Scarpi, se non erro, sì, Scarpi colpisce subito, una buona triangolazione tutta sulla fascia sinistra del campo, troppo libera, se n'era andato già a metà campo molto bene, e c'è il primo gol che quindi va a mettere sotto per il momento la formazione di casa, che dovrà adesso impostare, pensiamo, un altro modo di giocare, ma noi conosciamo la nostra formazione, quindi sappiamo che eccoli che spingono subito in avanti per ritrovare subito i meccanismi che devono essere oliati, che devono essere ancora una volta visti e trovati e provati. In avanti ancora il Vittorio Veneto, il lancio su Scarpi questa volta non va a buon fine. Della Colletta sul traversone proveniente dalla sinistra, Della Colletta ha potuto soltanto deviare il pallone, rimettendolo poi sui piedi di Scarpi, che con un tap-in è andato a segnare il primo gol ufficiale, diciamo così, del Vittorio Veneto, e il primo gol di Coppa per quanto riguarda la compagine appunto di Esposito. 1-0 per il Vittorio Veneto, ha iniziato subito molto bene per quanto riguarda la formazione di casa. È chiaro che questo gol a freddo, dopo un minuto di gioco più o meno, giusto? Confermo.
un minuto di gioco è un po' una botta, insomma, no? Però insomma tutto può essere rimediato chiaramente. In avanti ancora il Vittorio Veneto, oltre la metà campo il colpo di testa di Scarpi che fa viaggiare il numero 11 Zanier, che poi va a terra. Vorrebbero il fallo quelli del Vittorio, ma così non è, dice l'arbitro, e allora può muoversi ancora la difesa della formazione di casa, che è messa in questo modo, con Basso con il numero 2 sulle spalle, con il numero 3 troviamo Gasparini, con il numero 4 poi abbiamo Sibiglia, leggermente, ormai ci siamo abituati, leggermente davanti alla difesa, e poi c'è Segat. Il suo è un ritorno rispetto allo scorso anno, era stato usato un po' a fasi alterne, e poi il Mognon Pippo, che oggi sull'elenco della lista troviamo come annata 2003, ma purtroppo per lui, insomma, per la gioventù non è un 2003. Adesso viene in avanti ancora la formazione di casa con Del Prete. Anche Del Prete, da queste amichevoli che abbiamo potuto vedere in questa pre-season, in questo precampionato, un giocatore interessante, un giocatore che rispetto allo scorso anno ha mobilitato ancora di più le sue sfuriate sulla fascia. È uno a cui viene chiesto naturalmente di mettere in mezzo palloni su palloni, e molte volte ci sta riuscendo e ci è riuscito in queste amichevoli. Mette De Zotti questo pallone sul primo palo, poi la palla torna fuori ancora per De Zotti, che la rimetterà dentro. Questa volta è più lunga per cercare ma non trovare, deve rincorrerlo Janko il pallone, va indietro tutto, anzi era Mognon che era davanti per colpire di testa, un bel traversone ancora, questa volta la palla termina fuori e c'è una rimessa in gioco con le mani da parte della formazione di casa, che sta adesso stringendo d'assedio, giustamente dopo essere andata sotto al primo minuto di gioco con Scarpi, sta stringendo d'assedio e sta spingendo sull'acceleratore. Bisognerà poi fare i conti, anche tener conto di questo caldo impossibile quest'oggi qui al D'Agostin. Guadagna una punizione, l'arbitro è vicinissimo, quinto minuto di gioco, 1-0 per il Vittorio Falme, che allora punizione per la compagine di casa, che è schierata in maglia bianca, completo bianco per la compagine di Omar Moschetta. Va a sistemare palla sulla mattonella, vediamo, sono salite le torri, come Segat, come Pippo Mognon, che colpisce molto bene di testa, poi anche Basso all'interno dell'area, poi non possono mancare gli attaccanti ufficiali. Palla messa dentro, scodellata, il colpo di testa però termina alto, era il colpo di testa di Del Prete, che va alto sopra la traversa. Nulla di fatto per questa prima azione, per questa serie di azioni della compagine di casa, che non hanno portato a nulla per il momento. In avanti ancora Perinot, che la scaraventa lunga, il tentativo di Zanier di colpirla, poi non riuscita, con Scarpi che ha provato l'1-2, non riuscito, si arrabbia un po' Scarpi, allora può andare dalla parte opposta all'Eclisse, che vedete come il suo gioco, per chi ha seguito le nostre telecronache mie e col commento tecnico di Marco Mazzocco durante tutto lo scorso anno, potrà vedere che l'ossatura è rimasta quella, e anche il modo di giocare è più o meno rimasto quello, con tanti scambi, tante possibilità, attenzione, tante possibilità di giocare da una parte all'altra del campo, voluta e cercata da Sibiglia e da D'Arrigo lo scorso anno. Quest'anno D'Arrigo ancora per qualche problemino anche fisico e qualche acciacco iniziale non è ancora stato schierato. Attenzione, esce della colletta, ma c'era il fuorigioco da parte di Zanier, fermato dall'arbitro. Zanier è un classe 2000, arrivato quest'anno appunto alla corte di Esposito, pronto al rinvio lungo. No, invece sceglie di andare su Segat. Poi attenzione, queste palle perdute lì in mezzo all'area, perché il Vittorio Veneto non ha perso la sua l'abitudine dello scorso anno, quello di pressare alto e di cercare di essere subito pronto sul rinvio degli avversari.
ecco che ha riguadagnato palla il Vittorio Veneto, la butta in mezzo, ma il grande urlo che ha rimbombato per tutto lo stadio di Della Colletta prende la palla e la fa sua. Palla a terra per Della Colletta. È pronto il rinvio lungo che va direttamente dal collega, il numero 1 Fiorenzato del Vittorio Veneto, Raccagna, che ha cercato uno stop volante piuttosto impegnativo, non riuscito, palla in fallo laterale, e allora con le mani la compagine di Esposito, la compagine del Vittorio. La rimette in avanti cercando Scarpi, ma Scarpi era più in mezzo. Zanier, una spinta da Tergo, l'arbitro lascia correre, fa bene, può giocarla adesso, forse aveva tutto il tempo di metterla a terra e di giocare sulla sua sinistra. Palla ancora a terra, si arrabbiano i giocatori del Vittorio contro l'arbitro, ma il fallo c'era tutto, e allora può giocare, può manovrare la formazione di casa con Netto e poi Gasparini, anzi era basso, palla che viene messa in fallo laterale, palla in fallo laterale con la rimessa in gioco con le mani che sarà per la maglia bianca del numero 2 Basso, sempre con l'1-0 a favore del Vittorio Falmec per questa gara che si è messa subito in salita per la compagine di Moschetta. Ecco Gasparini che proviene da un campionato vincente, quello del Calvinoale lo scorso anno, ha scelto di venire a giocare qui per un'altra stagione, ci ha detto proprio in un'intervista, per un'altra stagione si augura ricca di soddisfazioni e di successi, e allora noi glielo auguriamo. Naturalmente è un giocatore che ha dato subito un'impronta sulla sua fascia di competenza, lo vedremo. Mognon, l'arbitro lascia correre perché la palla rimane là, ma c'era il fallo commesso da Zanier su Mognon, si era appeso. Vabbè, se cominciamo già fino dalla prima giornata, Marco Mazzocco mi dà il vantaggio del Giorgione, però insomma diciamo che un brutto fallo questo di Vicini in uscita piuttosto violenta e piuttosto abbastanza anche dura su Gasparini. Va a terra Gasparini, 5 tra i due, Vicini è un classe 2005, quindi ha cercato di andare in anticipo su un giocatore come Gasparini che è un 2000 ed è sicuramente un pochino più esperto di lui. Mognon. Segat. Segat cerca di andarsene, viene messo a terra, protestano quelli del Vittorio, ma sono d'accordo con l'arbitro, il fallo c'era. Lancio lungo sulla fascia destra del campo, si muovono, va indietro su Basso, ferma la palla del Prete, cerca l'1 contro 1, va ancora a spingere, un bel traversone questo dove esce bene di pugno Fiorenzato. C'è il fallo commesso per non lasciar ripartire il Vittorio Veneto da parte della formazione di casa. È un Vittorio Veneto che comunque ha trovato subito il gol e poi ha trovato subito le trame che ama Esposito, cioè addormentare un po' il gioco e poi ripartire di slancio e in velocità, come ha fatto nella passata stagione, diciamo. Pallone in avanti ancora per la lotta a sportellate tra Zanier e Mognon. È un bel duello subito. Se i due pensavano di poter passare un caldo pomeriggio d'estate tranquilli,
mi sa che ormai abbiamo già visto un po' di scintille tra Zanier e Mognon. Palla che viene messa a terra sulla zolla di campo indicata ed è il numero 4 Capitan Zane che sta consigliando al suo compagno di squadra o di tirare lui oppure di lasciargli il pallone. In effetti Zane ha partita vinta e Zane che scodella questo pallone, lo dà bene in mezzo per il numero 5 De Biasi che va al tiro e c'è il primo calcio d'angolo per quanto riguarda il Vittorio Veneto. Primo calcio d'angolo per il Falmec che va alla battuta dalla bandierina con il numero 10 Pinto, Paolo Pinto, un classe 2001 anche lui, tutto da scoprire anche lui quest'anno. Battuta corta con Pinto che si serve dello scambio, ancora Pinto 1 contro 1, va sul fondo, poi ritorna dietro dove c'è Voltarella ad attenderlo, però non gli dà palla e allora ci prova con Zane che la mette ma viene bloccata. Può ripartire la formazione di casa con De Zotti che dà una bellissima palla al numero 11 Del Prete. Del Prete viene fermato dal suo terzino Ferrazzo, classe 99, con il numero 3. Palla che si ferma qui e allora può giocare ancora la formazione di casa. Gasparini per il numero 8 Netto con Pippo Mognon che prova a mettere tranquillità alla sua squadra. Attenzione, ancora Segat in mezzo all'area con questa palla buttata perché non era giusta, non era calibrata bene. Si arrabbia infatti Moschetta che esce dalla sua panchina, palla che non è arrivata a Ianco e si arrabbia Moschetta, lo ha fatto vedere allargando le braccia in panchina, non era contento di questa giocata, di questa imbucata come si suol dire, non andata a buon fine. 14 minuti e 50 secondi di gioco sotto il sole e sotto il caldo veramente devastante qui al D'Agostin di Pieve di Soligo. Quest'oggi si sta giocando anche per il momento ad un buon ritmo, dobbiamo dirlo, sono i primi 15 minuti, forse c'è un calcio d'angolo, sì, ed è il secondo calcio d'angolo per la formazione del Vittorio che va alla battuta con Nico Zanier. La palla gli arriva adesso dopo che Della Colletta aveva richiamato tutti i suoi in area alle marcature. Zanier sul pallone dalla bandierina. Lo stesso Zanier, vediamo se la mette dentro lui, no, la lasciano correre, poi la palla viene persa, in qualche maniera riconquistata dalla formazione di casa, il lancio lungo per pescare in avanti Del Prete non riesce, allora c'è Mognon che va a farsi aiutare da Della Colletta, il pallone per Netto, gioca bene con Segat che controlla e rallenta proprio per dare la possibilità di sistemarsi un po' tutti e anche di cominciare a rallentare un pochino perché, come vi dicevo, il caldo si fa e si farà sentire. Sibiglia per Segat, Mognon. Segat viene a prendersela Ianco, si gira bene anche se cade, però lascia correre l'arbitro, allora via sulla fascia con Basso che spinge tutto dalla parte opposta per trovare Raccagna, non lo trova. Arrivano però gli applausi del pubblico di Conegliano e anche del capitano Mognon in mezzo all'area perché il buon traversone è un po' quello che abbiamo visto lo scorso anno, un po' il marchio di fabbrica, insomma, scambio di campo da destra a sinistra o viceversa e poi naturalmente l'imbucata necessaria per andare a colpire. Blocca palla molto bene Ianco, poi la spreca, non riesce nel passaggio, viene Gasparini a sostegno. Gasparini che deve tornare indietro, poi ancora Sibiglia guarda la posizione dei suoi, allora trova ancora su Gasparini che va a mettere il tiro di Ianco, è un tiro che incoccia il piede di un difensore, allora però possiamo dire che questo potrebbe essere un
tentativo, insomma è forse la prima occasione o pseudo occasione per andare verso la porta da parte di Janko e da parte della compagine di casa. Attenzione della Colletta. Segat per Netto per Sibiglia, metronomo di questa squadra. Applausi da parte di Moschetta, in effetti sì, perché è uscita molto molto bene. Poi in questo frangente si perde un po' il passaggio di basso per Del Prete, però la riguadagna la formazione di casa, la palla la butta dentro con Raccagna che spinge un po' e si fa preda subito del pallone, e allora Raccagna ancora per Gasparini in mezzo per Sibiglia che va all'1-2, lo trova lo spazio, Raccagna che arriva da fuori, la mette dentro questa palla, c'è De Zotti che non riesce ad andare al tiro, sì, in qualche maniera alla fine ci è riuscito, però al 18esimo c'è questa bella azione al 18esimo portata dalla destra e poi girata subito sulla sinistra con De Zotti che ha provato a tirare, è caduto, è scivolato, nulla da fare, il suo tiro parato tranquillamente. E vi dicevo che la domenica di Mognon e di Zanier non era delle più tranquille, colpo adesso su Mognon. Segat. Siamo quasi al 20° minuto, vediamo se al 20° verrà concesso il primo cooling break. Gettata in avanti questa palla ancora su Del Prete che la mette giù molto bene, arriva a sostegno, vedete come gli schemi sono affinati già dallo scorso anno, i due si conoscono già, Del Prete e Basso che è andato per le terre. Vediamo se c'è anche il primo cartellino, e in effetti sì, c'è il primo cartellino per il numero no, anch'io pensavo fosse il 10 ma è il 3, è Ferrazzo che finisce ammonito, il primo della partita, il primo della gara, Ferrazzo. Pallone che è pronto ad essere scodellato. In area di rigore. Un roviglio di uomini in mezzo all'area. De Zotti che la mette lunga per il tentativo di colpo di testa di Mognon, che si arrabbia poi con il suo avversario che è rimasto a terra. Mognon, secondo lui, non c'era nessun motivo per restarsene a terra, l'arbitro ha fischiato comunque, infatti Ferrazzo mi pare si rialzi anche lui, niente di grave. Ecco, infatti abbiamo sentito Esposito che ha detto di stringere i denti un attimo ancora perché tra poco c'è il cooling break, quindi potranno dissetarsi e fermarsi i giocatori e credetemi ne hanno bisogno. Che brutta palla in uscita da parte della Colletta che mette un po' in difficoltà i suoi, poi va a prendersela bene questa palla ancora. Janko non riesce a girarla di prima intenzione come voleva per Netto, palla che termina fuori.
palla che termina fuori. Si può giocare ancora con Perinot che la mette in avanti per Zannier che la cerca di metterla giù, però eccolo lì, ancora il duello tra lui e Mognon. Bel lavoro. C'è punizione per il Vittorio Falmec. C'è punizione per il Vittorio Falmec. Fischia l'arbitro, ha detto, quindi 9:15 regolari. La barriera va a prendere posizione con Janko e De Zotti, due uomini in barriera, ha voluto della Colletta. Zane ancora sul pallone, vediamo se sarà lui nuovamente a gestirlo e a lanciare in avanti, mi pare di no, però ci prova adesso Voltarel, la mette dentro. Mi pare che non l'abbia toccata, no, non ha toccato della Colletta. L'ha toccata, dici? E allora si beve, dice l'arbitro. Ci si ferma quindi per un minuto, insomma più o meno quello che servirà per il cooling break, da tener conto di queste soste, diciamo, ai box. È un della Colletta che sente il caldo, anche lui, perché anche in questa occasione palla alta, è andato in uscita, lui non è un gigante, non è un portiere gigantissimo, è un portiere che comunque ha una grande elevazione. Se vuoi ti dico che il Lia Piave è in vantaggio con il Conegliano al Conegliano per 1-0 ed è Catalan che ha segnato, quindi si muove anche la partita di Conegliano, una delle partite più interessanti sicuramente dei gironcini della Coppa Italia, anche perché ho parlato in settimana proprio con quelli del Lia Piave. Era una partita a cui ci tenevano in modo particolare proprio per vedere anche il loro livello, perché il livello del Conegliano lo sappiamo tutti qual è, molto alto, no? E quindi quasi con favori di pronostico per la vittoria del campionato, e allora giocare contro una favorita insomma ti dà subito delle indicazioni, come dire ci sono o non ci sono, insomma posso lottarmela, posso starci, posso vedere cosa fare. Squadre che si sono dissettate, ne hanno approfittato anche arbitro e guardialine. Rientrano in campo 26 minuti di gioco, quindi se sarà l'unico cooling break si dovrà giocare fino al 46esimo, se invece ci fermeremo ancora si dovrà giocare per un altro minuto ancora, ma staremo a vedere. Guadagnano le posizioni, si può ripartire con la rimessa in gioco da parte della Colletta, l'arbitro che dice ok, possiamo ricominciare a giocare, e riparte il cronometro e riparte un po' la gara, che vi ricordo vede in vantaggio il Vittorio, il Falmec in vantaggio per 1-0 qui al D'Agostin, con il numero 9 Scarpi che ha segnato dopo circa un minuto di gioco. Velocissima la partenza del Vittorio. C'è Sibiglia che parla in mezzo al campo con l'arbitro, perché adesso l'arbitro che ha richiamato un giocatore del Vittorio Veneto, un po' di nervosismo chiaramente. Gasparini
non trova aiuto sulla fascia, Raccagna si dilegua, sparisce. Bravo Mognon che fa viaggiare Sibiglia in mezzo al campo e allora Sibiglia trova lo spazio giusto per dare palla a Gasparini che prova ad infilarsi. Gasparini, il bel passaggio per Raccagna, non arriva e c'è ancora un fallo da parte di Netto che mette a terra un giocatore del Vittorio Falmec. Ventottesimo minuto di gioco, c'è necessità del massaggiatore che entra in campo, che è stato colpito il giocatore del Vittorio Falmec che è a terra. Ginocchio sinistro per Voltarel. C'è qualche difficoltà con lo spray, che non ne voleva sapere di uscire. Deve uscire invece dal campo Voltarel. E diciamo che il tifo giovane del Vittorio Veneto è presente con una bella bandiera rosso-blu e una tromba che dà ogni tanto qualche momento di carica ai giocatori. Può ripartire la gara ancora, siamo intorno al 28esimo minuto di gioco, non tenendo conto del minuto, ancora un fallo su Mognon, questa volta da parte di Scarpi. E Scarpi chiede scusa. Mognon per Segat, ancora Mognon. Taglia il campo De Zotti, lo vede Mognon però non arriva, può prenderla, ancora un fallo da parte di Raccagna sul numero 6 Vicini, abbastanza fallosi per evitare le ripartenze. Gli uomini di Moschetta stanno giocando un pochino pesanti anche in questo frangente. Raccagna deve stare attento perché è la seconda volta che mette a terra il suo diretto avversario, quindi con calma. Palla che viene reclamata lì davanti con i tre attaccanti, 2+1, eccolo, con questo tentativo il colpo di testa viene bloccato, ancora Raccagna bloccato e fermo in mezzo al campo, Sibiglia che va a riconquistarsi la palla, indietro Ferrazzo che va dal suo portiere, va da Fiorenzato che è un 2004, tra l'altro con un gran bel fisico. Zane che serve Pinto, ancora Pinto sulla fascia sinistra del campo, tutto di qua per trovare Scarpi, no, è il numero 6 Vicini che prova all'1 contro 1, prova a puntare il raddoppio dell'Eclisse e allora la mette dentro in qualche maniera, il colpo di testa da parte di Basso ad allungare la corsa del pallone e Semenzato allora va alla rimessa in gioco con le mani. Mosè Semenzato è un classe 2003 con le mani in appoggio su Scarpi, molto bene trovato, l'appoggio indietro ancora per Semenzato, la tiene, la mette dentro, ma questa volta è pronto a prenderla della colletta. Zanier gli impedisce il rinvio che della colletta voleva fare immediatamente e allora devono ripartire dal basso ancora gli uomini di Moschetta con Mognon e poi l'altro centrale Segat, ancora Mognon, va su Basso, indietro per Segat, Mognon, Gasparini, difficoltà a metterlo a terra questo pallone, è rimbalzato male e allora si ricomincia con Mognon, con Segat,
l'Eclisse è ferma lì a metà campo, poco dietro. Ancora Mognon. Aveva accennato al taglio del prete, lo ha fatto adesso, ma Mognon non si fida, non ha dato la palla. Gasparini deve provare a velocizzare lui, però non si fa vedere nessuno, la difficoltà è quella. Gasparini ancora. Sibiglia, palla che fortunatamente per Sibiglia viene deviata e toccata, perché l'aveva toccata malissimo. Sibiglia che la mette giù ancora con De Zotti, 1-2 provato ma non trovato, e allora può ripartire il Vittorio Veneto. Segat ammonito. Segat ammonito. Si arrabbia Moschetta, piuttosto arrabbiato. Zane a colloquio con l'arbitro, che fino adesso ha fatto molto bene il suo lavoro, nessun problema. Palla che viene sprecata dal Vittorio, messa in fallo laterale. E adesso il pallone che gira ancora con Gasparini. De Zotti in mezzo, la lascia scorrere, ma non c'è nessuno dietro a lui. Del Prete è tutto sulla fascia, quindi troppo distante. L'arbitro sta spezzando il gioco e non so se i giocatori ne siano felici e contenti, perché intanto si spezza il ritmo e si corre un pochino meno, però c'è anche questa palla adesso che viaggia lunga, Zane la fa andare, poi palla che termina fuori, sì, palla che era uscita, e allora si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte di Della Colletta, il portierone di casa, che è pronto al rinvio già effettuato su Mognon. Mognon che trova Segat vicino a lui, la coppia centrale che dialoga. Sibiglia che viene a prendersi palla, subito marcato dal suo diretto avversario. Ormai Sibiglia conoscono, le squadre lo conoscono, sanno che il gioco può partire da questo metronomo, e vedete come adesso aveva tentato di lanciare lungo sulla fascia il Del Prete, non riuscito. Il colpo di petto da parte di Mognon che allunga il pallone verso il suo portiere Della Colletta, che lo fa suo e prova a rimettere in moto i suoi con questo lancio lungo verso Raccagna, anticipato al 36esimo minuto, 35 se contiamo il minuto di cooling break. Con Netto, palla messa in mezzo, nulla di fatto, ancora si lotta lì tra Zaniere e Mognon. Segat in scivolata, poi la palla sfugge, attenzione, c'era il fuorigioco. C'era il fuorigioco ottimamente segnalato dal signor Zausa della sezione di Padova. Dall'altra parte c'è Massimo Mel della sezione di Conegliano. Si ferma il gioco, quindi si può ripartire ancora con Sibiglia, palla tra i piedi. Gasparini. Sibiglia. Gasparini, il taglio è bello questa volta per Ianco, che va a fare sportellate con il suo avversario. Guadagna il secondo calcio d'angolo, terzo? Il terzo calcio d'angolo per la compagine dalla bandierina.
lo schema che abbiamo visto, che vedevamo l'anno scorso. Allora sarà un tocco corto e poi messa dentro questa palla, non la trattiene il portiere, può ripartire però subito, lo fa bene il Vittorio Falmec con Raccagna che sgomita e guadagna il pallone, andando prima a servire il suo portiere della Colletta. Segat, 38esimo minuto di gioco, 37 se contiamo il cooling break. Gasparini ancora alza questo pallone che non viaggia bene all'indirizzo di Raccagna, anticipato dal diretto avversario. Gasparini per Sibiglia, anzi era netto, adesso Sibiglia. Sprecata ancora questa palla, poi riguadagnata da Janko, ma commette fallo Janko. Qualche suggerimento dalla panchina da parte di Stefano Esposito ai suoi, soprattutto al numero 8 Lorenzo Voltarel, che è stato richiamato poco fa dal suo tecnico. Adesso vedete come il ritmo sia notevolmente calato, chiaramente. Ferrazzo la mette lunga e fuori, quindi si riprenderà a giocare con un pallone. Un pallone che arriva dalla panchina e che adesso va tra le braccia di Del Prete per Netto. Anzi era basso, ancora Del Prete. Mognon che allunga palla per il suo portiere, Della Colletta è pronto al rinvio. Rientra sulla linea di metacampo anche Raccagna, che è un po' la quarta punta, diciamo così, adesso la terza perché va a riprendersi palla Janko. Palla che arriva a Janko perché c'è stato uno sbaglio da parte del suo diretto avversario in uscita. Mi sembra un pochino... Mamma mia, Della Colletta oggi vuole farci rabbrividire. Non sarebbe nemmeno male visto il tempo, visto il caldo. Però insomma preferiamo... palla persa ancora da parte della formazione di casa. Stavo dicendo che mi pare più in palla, mi pare più sulle gambe, più veloce la formazione di Stefano Esposito, il Vittorio Falmec in questo primo tempo qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo. Ancora in avanti il Vittorio, viene fermato, si immola un giocatore di casa con Del Prete che prende palla e prova ad involarsi. Vedete come purtroppo però non lo appoggia nessuno. Attenzione, bisogna dargli una mano perché in effetti non ha commesso fallo il difensore del Vittorio, ma non c'era nessuno a fianco a lui pronto a riprendersi il pallone. Si arrabbiano in tribuna e hanno ragione in questo caso. Janko la lascia perché lui era in fuorigioco e l'aveva lasciata Del Prete che venisse a prenderla, non si sono capiti i due. Palla che sfugge ancora via ed è tra le mani di un giocatore del Vittorio Falmec per quanto riguarda la rimessa in gioco da effettuare con le mani. Si disseta anche Stefano Esposito in panchina. Tutta girata questa palla ancora con Gasparini. Sibiglia, Gasparini. Raccagna va via in tunnel. Raccagna sul fondo, deve metterla dentro. Molto bene, e altrettanto bello questo gol di De Zotti. Molto molto bello. Ma bravo Raccagna, molto bravo Raccagna. Bravo Raccagna che raccoglie
gli applausi del pubblico di casa e non solo, perché è un traversone stupendo dopo essersene andato in dribbling. Palla per De Zotti, il gol del pareggio, quindi al minuto lo controlliamo subito. Siamo al 41esimo, io metto 41 perché siamo al 42, però con un minuto di cooling break, quindi diciamo che conteggiamo questo minuto e conteggiamo il 41esimo minuto. Raccagna con una bellissima sgroppata sulla sua fascia sinistra di competenza mette dentro un traversone bellissimo per il sinistro, mi pare, di De Zotti. Al volo, deviazione vincente. 1-1. 1-1. E allora la partita è tutta da rigiocare adesso per le due formazioni, ma per la formazione di casa, insomma, visto che si era messa piuttosto male fin dal primo minuto di gioco. Palla che termina fuori. Forse andiamo fino alla fine dei primi 45 minuti di gioco senza il secondo ulteriore cooling break, quindi diciamo che uno può bastare, vediamo se sono decisi così, se hanno deciso così oppure no. Coppia centrale di casa che dialoga, lancio lungo per trovare ancora Raccagna che se ne va, e molto bene, eh sì, guadagna il fallo Raccagna e guadagna l'ammonizione Perinot. Perinot, brutto cliente questo Raccagna, perché adesso prima gli era andato via con un tunnel, adesso gli era andato via con un sombrero e allora Perinot l'ha messo a terra. D'altra parte altro non poteva fare, quindi a meno che di non spalancare la via a Raccagna, che abbiamo visto era stata pericolosa anche nell'occasione del pareggio, nell'occasione del gol di De Zotti. Vediamo se c'è qualcosa da recuperare. 3 minuti. Sì. Ci sono 3 minuti da recuperare nel primo tempo. De Zotti alla battuta. La mette dentro, il colpo di testa di un difensore del Vittorio Veneto. Adesso il Vittorio Veneto tutto raccolto e un po' più chiuso rispetto a quello che ha giocato fino adesso la formazione di Esposito. Dopo il pareggio chiaramente motivazioni mutate e cambiate da parte di tutte e due le squadre, cioè aver trovato il pareggio importante per la formazione di casa, essersi fatte a raggiungere non molto bene per la compagine di Esposito. Intanto Moschetta inverte la posizione di Raccagna, che va sulla fascia destra del campo, e di De Zotti, che viene qui sotto la tribuna sulla sinistra da una sfoltita. Vediamo questo pallone bello in mezzo ai due attaccanti della formazione di casa, che però non riescono a raggiungere il pallone. Buono l'intervento di Gasparini difensivo, che va a mettere fuori con un colpo di testa il pallone sul tentativo di andarsene da parte di Scarpi, e allora può giocare con le mani una rimessa in gioco da parte di Perinot, che va a pescare il numero 8 Voltarel. Falloso il tentativo dell'altro numero 8 in maglia bianca, ovvero Netto, che mette a terra il suo avversario. Tutto dalla parte opposta, un bel taglio campo con il numero 4 Zane che prova a velocizzare e mettere in mezzo, palla che non arriva. C'è Segat che va molto bene dietro per Della Colletta, che chiama i suoi laterali lì in posizione. Poi vuole vicino anche il capitano, ma sceglie di andare lungo con un lunghissimo lancio
e a Moschetta non piacciono questi lanci. E quindi è andato subito a richiamarlo. Bravo De Zotti, galvanizzato dal gol del pareggio. C'era tutto libero dalla parte opposta, Raccagna non l'ha visto, eccolo Raccagna che mette ancora in mezzo e c'è un colpo di testa di Ferrazzo che a momenti combina un guaio, ma c'era il fuorigioco e allora nulla di tutto questo è da annotare al nostro taccuino. Peccato perché anche in questo caso Raccagna che tra l'altro è ritornato adesso sulla fascia di sua competenza, mentre De Zotti in mezzo al campo li sta mutando e li sta cambiando parecchio il tecnico di casa. È pronto al rinvio lungo il portiere del Vittorio Veneto, mette a terra molto bene, poi Vicini che prova a lanciare i suoi in avanti, attenzione non colpisce di testa, il tentativo, un missile, che bel tiro del ragazzo che si sta asciugando adesso la fatica. Cooling break intanto. Almeno, o è finito il primo tempo? È finito il primo tempo, sì, finito il primo tempo e annotiamo questo tiro, e ti dico un tiro sicuramente dai 25-30 metri, vediamo se riusciamo a inquadrare questo giocatore, l'ultimo qui. Noi cediamo la linea intanto alla regia e ci risentiamo tra una quindicina di minuti. Questo è l'ultimo, questo qua che si tira su. Porco Dio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eccoci ricollegati con il D'Agostin di Pieve di Soligo, squadre che stanno per rientrare in campo, si sono già visti gli staff tecnici salire dagli spogliatoi e adesso aspettiamo i calciatori, i giocatori che chiaramente si stanno prendendo un attimino di relax in più perché, signori miei, come dicevamo in apertura di collegamento, caldo veramente devastante, caldo che colpisce anche noi qui in tribuna e in cabina stampa, ve lo possiamo garantire, sicuramente una domenica di sudore, una domenica non tanto per la fatica ma proprio per il caldo incredibile. Risultato di 1-1 qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, era andato in vantaggio un po' a sorpresa, diciamo così, almeno per la sorpresa dei padroni di casa, al primo minuto di gioco, forse nemmeno, forse qualcosina in più, se n'era andato Scarpi che aveva dalla sinistra trovato un gol interessante che portava in vantaggio appunto la sua formazione. Poi non è che ci sia stato tanto, insomma al 17esimo c'è stato un tentativo, forse il primo della formazione di casa con Janko per andare a scagliare un tiro verso la porta, poi c'era stato De Zotti, anche lui un tiro da lontano parato senza problemi da Della Colletta e poi un po' di rallentamenti di gioco dovuti al caldo come vi dicevo prima e quindi stop da una parte all'altra, qualche fallo di troppo forse per evitare ripartenze devastanti e contropiedi devastanti, però insomma diciamo che la partita, per essere la prima ufficiale, per essere la prima sotto tra l'altro questa calura di caldo impressionante, diciamo che è stata anche buona, insomma un buon 45 minuti di gioco che poi sono stati 48 perché si è recuperato anche un cooling break e un minuto di recupero. Poi al 41esimo c'era stato questo pareggio con Raccagna che se n'era andato prima in dribbling, poi tunnel nei confronti del suo diretto avversario, era andato sul fondo, ha messo dentro un pallone delizioso per il sinistro al volo di De Zotti con il gol del numero 10 di casa che portava la gara in parità 1-1. Al 46esimo poi c'era stato un po' di paura per i padroni di casa perché c'era un tiro di Semenzato dai 25-30 metri che aveva colpito, una bordata incredibile che aveva colpito la traversa, poi la palla era rimbalzata in campo e l'avevano allontanata quelli dell'Eclisse Careni Pievigina, nulla da fare per il Vittorio. Diciamo che comunque Vittorio forse più in palla,
forse più in gamba, forse più fisicamente preparato, diciamo, non voglio dire preparato bene o male, è preparato perché magari c'ha qualcosina in più di lavoro, e quindi lo si è visto forse. Poi però dobbiamo fare i conti, come dicevo in apertura, con questo infamante caldo che veramente ci sta massacrando, e sta massacrando i 22 in campo. Mandati 5 giocatori, 6 giocatori a riscaldarsi, 4 per l'Eclisse, 2 per il Vittorio Veneto. Saranno i prossimi cambi che vedremo, sicuramente per dar respiro a molti che hanno bisogno anche di riposare e di defaticare. Attenzione alla palla persa in zona pericolosa da parte dei padroni di casa, con De Zotti che si invola sulla fascia sinistra del campo, poi cerca di pescare Del Prete, anzi era Raccagna che gli correva a fianco ma non ci riesce. Palla che termina in fallo laterale, si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani da parte del giocatore dell'Eclisse Carini Pievigina, ancora con Gasparini che la mette dentro per cercare Netto, non trovato, palla che si perde, la recuperano quelli del Vittorio che la rispediscono in avanti, ancora con qualche problemino di recupero. Il fallo forse c'è stato da parte un'apertura di ali da parte di Janko in volo, però il suo diretto avversario si alza immediatamente, quindi nessun problema. Anzi, non era Janko ma era Netto, mi pare, in mezzo al campo, quindi nessun problema. Sibiglia mette a terra, fa viaggiare Mognon, Gasparini, Mognon, Sibiglia, Basso, se ne va Basso, 1, 2, 3, è un po' troppi, però poi va a riguadagnarsi la palla, bravo Basso, la offre dalla parte opposta a Gasparini che va su Raccagna, poi Sibiglia, 1, 2, attenzione perché vola in area Gasparini, vola in area Gasparini. Da qui non me la sento di dire rigore o non rigore, l'arbitro era decisamente più vicino di me, forse l'ha visto, forse non ha visto, diciamo che hanno rischiato, i vittoriesi hanno rischiato in questo caso. Bravo Mognon già in palla che vince un altro contrasto con il suo avversario, palla che viene persa in 2 tentativi da parte di Semenzato, l'autore del tiro che alla fine del primo tempo poteva riportare in vantaggio la formazione ospite, che ha colpito la traversa. Basso ancora che lancia lungo per la corsa di Del Prete. È uscito Fiorenzato, il portiere, a mettere pallone in fallo laterale e allontanare la minaccia, allontanare il pericolo. Aveva abbandonato i pali. Intervento su Del Prete, Basso che va a trovare Sibiglia, ancora Sibiglia che si scusa perché è un po' il secondo o terzo pallone di ritorno che durante la partita che viene smorzato male, viene conteggiato male, diciamo così. Viene in avanti ancora la formazione di casa, c'è il fallo con il braccio, fallo di mano per Janko, se ne avvedono un po' tutti, chiamato il fallo, l'arbitro fischia, allora 3 minuti e 58, 4 minuti di gioco adesso del secondo tempo, con la situazione di parità 1-1 tra l'Eclisse e il Vittorio Falmec. Bene questo dribbling, poi in qualche maniera si salva Del Prete, ancora bravo Gasparini, l'1-2 con Del Prete che va sul fondo, mette dentro questa palla troppo lunga, la rincorre invano
Ianco, palla che era terminata fuori, quindi nulla di fatto, si riprenderà con una rimessa in gioco da parte del portiere Fiorenzato, anzi è Zane, anzi no, è il numero 5 De Biasi, Riccardo De Biasi, altro uomo importante dell'11 di Esposito. Fiorenzato cerca un uomo a cui affidare il pallone, poi lancia lungo verso Zanier, solito duello con Mognon, questa volta la meglio Zanier che si invola sul fondo, raddoppio di marcature, poi gli chiude lo spazio Mognon, molto bravo in questo frangente, e allora nulla di fatto, ancora può manovrare la formazione del Vittorio Falmec, palla che passa in questo cross che arriva dalle parti della Colletta, che lo fa suo, stringe il pallone tra le braccia ed è pronto a ripartire con un rinvio. Vediamo se giocherà dal basso oppure se proverà a rilanciare lungo, cosa che non fa perché nel primo tempo è stato ampiamente e anche piuttosto malamente rimproverato e reguardito da Moschetta. Segat, De Zotti, Segat in avanti per trovare lo scatto di Ianco, che scatta bene, attenzione per questo pallone, ed è un autogol del Vittorio Veneto, è un autogol mi pare di Perinot o di Ferrazzo, adesso è il numero 2 di Perinot. Autogol di Perinot su lancio lungo per Ianco, tutti guardano la palla non la becca Ianco, ma la prende Perinot, che però la colpisce beffardamente al sesto del secondo tempo, permette con questo autogol di portare in vantaggio, di far andare in vantaggio la formazione di casa, ovvero l'Eclisse Careni Pivigina. Con questo gol si riporta in vantaggio 2-1. E allora adesso, se vogliamo, cambia come era cambiato nel primo tempo. Se nel primo tempo aveva segnato quasi subito la compagine vittoriese, adesso nel secondo tempo segna quasi subito, esattamente dopo 6 minuti, la formazione di casa, mutando quindi il gioco. Bravo Basso, che ha guadagnato coraggio, bello anche questo taglio, arriva De Zotti, c'è il fallo, una spallata e dalla parte opposta, mamma mia, un tentativo di Scarpi ancora sulla spallata giudicata buona, spallata su De Zotti, poi contropiede, diciamo così, per Scarpi, il cui tiro finisce fuori di pochissimo, all'8° minuto di gioco del secondo tempo. Allora, secondo te, Marco, c'era quella spallata là? Era fallosa? Sì? Fallosa? Anche perché un po' da tergo, non un po' da dietro, sì. Sì, esatto, quindi vabbè. Fermo il gioco, può riprendere Segat. Tutti predicano calma e tranquillità. Adesso tocca al Vittorio. Fuorigioco di Zanier, fuorigioco di rientro di Zanier. Si è alzata subito la bandierina di Mel della sezione di Conegliano, che ha segnalato questa posizione. Segat.
ha visto l'arbitro, il fallo di Zanier. È uno Zanier un pochino nervoso, dobbiamo dire, perché ha fatto a sportellate fin dall'inizio con Mognon. E quindi sono un po' innervositi entrambi, ma il più nervoso mi pare Zanier, che adesso ha provato a legnare, come si suol dire, Segat, però insomma ha trovato anche quello giusto, perché Segat è un Marcantonio di quasi 1,90 m, quindi insomma non aveva trovato un clientino da ridere. Bello il colpo di testa di Janko che gira palla per De Zotti, è uno De Zotti che, se qui sto parlando al mio vicino, vieni in avanti, questa è un'altra spallata, la lasciamo andare, mette dentro questo pallone basso che è infermabile quando viene via su questa fascia. Dicevo, qui volevo parlare con il mio collega Marco Mazzocco della Tribuna, dicendo: ti ricordi quando dicevamo che De Zotti non stava più incidendo più di tanto nel gioco, ma dall'arrivo di Moschetta a me sembra che De Zotti sia effettivamente rinato, quindi se aveva qualcosa da dire, classe 98, lo sta dicendo dalla scorsa stagione e da questa stagione, da come ha cominciato anche con le amichevoli. Diciamo che il merito di Moschetta è stato senza dubbio anche quello di aver fatto rinascere, guarda dove va sta palla, ha fatto rinascere e ricrescere una figura appunto come Stefano De Zotti. Tutti a posto, gridano dalle panchine, quindi per prendere la posizione e faticare meno, butta palla in avanti. E c'era un'altra lotta corpo a corpo tra Mognon e Zanier. No, questa volta era Scarpi. Segat, bravo, De Zotti libero, in mezzo, può andarsene, ha voluto darla subito, era andata a prendersi, ha voluto darla subito questa palla, e forse se aspettava qualcosina era meglio. Allora vediamo i cambi, perché adesso, allora, 17, adesso speriamo ci aiutino anche a noi, perché essendo le prime giornate, 17 e 15 entreranno, è uscito il 6, allora 17-6, noi lo mettiamo così, e 15-7. Il minuto, andiamo a cercarlo, è il 13° minuto del secondo tempo. Prime sostituzioni optate fatte da Stefano Esposito del Vittorio. E guardate a terra chi c'era ancora, Mognon e Zanier. Mette dentro questa palla Pinto, palla che poi va a commettere fallo il giocatore del Vittorio Veneto, che quasi è Scarpi, che quasi va con la testa a toccare il petto dell'arbitro, il signor Mohammed Akram Chadid della sezione di Vicenza, per dire che non aveva combinato nulla. Ed è stato richiamato. Gli animi devo dire che per essere la prima di Coppa, e che insomma potrebbe essere considerata anche come una partita tranquilla, non lo sono più di tanti, non sono più di tanto. È un derby chiaramente,
e lo si sente e lo si vede. 14° minuto di gioco, 2-1 in vantaggio, c'è la formazione di casa qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, Della Colletta che va indietro col pallone, ci gioca un po' con Segat poi pesca lungo per Del Prete, esce fuori dai pali, si allontana Fiorenzato, lo scaraventa lunga in avanti per trovare ancora a terra Zanier e Mognon. Indubbiamente un bel duello, indubbiamente. Poi i due non si sono mai guardati, non si sono mai... È partita vera, almeno per Mognon e per qualchedun altro, è partita vera sicuramente. Punizione. Pinto. 1-2. Gli chiede di puntarlo il mister, ma Basso non si fa fregare, per così dire. Poi commette fallo Pinto, Basso vorrebbe l'ammonizione ed è così. Ammonito Pinto del Vittorio Veneto per questo fallo, per non far ripartire Basso, che aveva vinto lo scontro, aveva vinto il duello. Allora gli ammoniti Perinot, Ferrazzo e Pinto per il Vittorio Veneto, Segat per la formazione di casa. Lancio lungo, tutto dalla parte opposta, non la mette a terra bene. Attenzione con questa palla pericolosissima, poi la mettono fuori, la mette fuori la difesa dell'Eclisse. Rispinge in avanti Zane, esce Mognon già in buona forma, sicuramente il capitano che adesso se la prende con il suo terzino di fascia per aver perduto quella palla in precedenza, adesso va a riprendersela, palla che viene gettata dalla parte opposta, c'è il numero 3 Ferrazzo che prova a sventagliarla dentro per Scarpi, troppo lunga, palla che non arriva sulla testa di Scarpi. Allora niente da fare, penso che siano giunto il momento anche dei cambi per Moschetta e per l'Eclisse. Vedo levarsi la casacca Toffoli sicuramente, e quindi Toffoli che andrà a dare il cambio o a Del Prete, forse Del Prete, un po' il cambio che stiamo vedendo anche in queste amichevoli. Vediamo se sarà così. De Zotti cerca Del Prete di prenderla, la palla non ci riesce, allora esce Basso ancora, Basso che vede molto bene dalla parte opposta Raccagna, però non ce la fa Raccagna a prendere questo pallone nonostante la sua corsa. Ecco i cambi che avvengono, quindi quando è il 17° minuto di gioco del secondo tempo, e allora 13 e 19 vediamo, allora il 13 al posto del 5, quindi al posto del 5 il numero 13 che è Cazzaro, quindi cambio di centrale, e 10-19, quindi fuori De Zotti, l'autore del gol, e dentro il numero 19, dentro Toffoli. Perfetto, quindi diciamo che cambia poco, almeno per quanto riguarda il cambio Segat-Cazzaro, manca poco veramente, cambia poco, mentre esce De Zotti che è un po' l'uomo dietro le punte, e allora vediamo adesso chi si mette un pochino più dietro. Del Prete mi pare un pochino più dietro rispetto a Janko e Toffoli che giocano davanti. Una curiosità, in settimana c'è stata la gara amichevole, un allenamento congiunto con il San Vendemiano, e l'entrato con il numero 13 Cazzaro proprio verso lo scadere del tempo ha
ha sparato un missile incredibile dai 30-35 metri che ha colpito la traversa, anzi che si è infilato, scusatemi, ed è stato gol di Cazzaro, ed è stato subito detto che Cazzaro avrebbe portato pasticcini e da bere per tutti, perché è un gol meraviglioso, un Eurogol, quindi, che si era visto, quindi complimenti a lui per questo gol in allenamento congiunto. C'è un cambio, allora mi pare che esca il 10 anche dalla parte del Vittorio Veneto, quindi potrebbe uscire Pinto ed entra il 18 al ventesimo del secondo tempo, quindi dentro il numero 18, dentro Mattia Salamon, in classe 2003, è il fratello di Luca Salamon, classe 1998. De Zotti, l'autore del gol del partita anche oggi. De Zotti, niente da dire, è ammonito? Sì, c'è un'ammonizione laggiù in fondo per Lotto, quindi ammonito Voltarel. Cosa può aver detto lo saprà soltanto lui e l'arbitro, se l'ha sentito. È successo qualcosa, perché adesso c'è l'altro guardiano. Cosa è successo? Rosso, espulso Scarpi. Espulso Scarpi? Scarpi non l'ha presa proprio bene, eh? Mel deve aver sentito qualcosa. L'assistente Mel deve aver sentito qualcosa. Sì, ma sì, abbiamo sentito quello che ha detto Scarpi. Non può inventarsi le robe, io non ho detto niente. Vabbè, ragazzi miei, l'adrenalina è l'adrenalina, per carità. Come vi ho detto prima, non è una partita, non è un amichevole, perché fin dalle prime battute adesso l'arbitro va a chiedere un po' di collaborazione a Esposito e allo staff tecnico per quello che sta succedendo, un po' di agitazione, quindi vediamo, però qualcosa deve essere accaduto, no Marco? Perché altrimenti no. Sì, ammonito uno e espulso un altro, non mi pare di poco conto. Vabbè, comunque chiaramente dopo insomma proveremo ad appurare se sapremo qualcosa, se potremo sapere qualcosa in più. Ho i miei dubbi, però insomma. Quindi la Eclisse giocherà con un uomo in più questo finale di gara. In questa giornata sto guardando il cielo, che è bellissimo, e soprattutto un caldo micidiale per noi, ma non tanto, insomma, e soprattutto per i giocatori che stanno in campo da circa 80 minuti. Adesso viene fuori molto bene il Vittorio Veneto, bravo Zane, tunnel per Zane, poi viene in avanti Ferrazzo, messo a terra. Adesso la partita devono stare attenti per non farsela scappare di mano la terna arbitrale, perché adesso è un po' pericolosa. Si sono surriscaldati gli animi, quindi ci sarà da fermare qualche cosina in più. Salamon, palla che non arriva, Sibiglia cerca di lasciarla andare lungo, ma poi va a gettarla fuori. Altra sostituzione, 20 Lotto, allora esce Voltarel al 23esimo del secondo tempo ed entra il numero 20 Fabris Pierfrancesco, classe 2003. Cambia chiaramente, deve
deve correre un po' ai ripari Esposito perché è in sofferenza di uomini e quindi deve stare attento adesso per non prendere un'imbarcata, perché la voglia di andare magari a pareggiare i conti ti porta a farti sbilanciare in avanti. Adesso viene, bisogna fermarlo, poi va al tiro, c'è stata anche una deviazione, si è fatto 30-40 metri Gasparini che poi è andato al tiro, uscito anche non di molto, e quindi complimenti a lui perché questa sgroppata con questo caldo e in questo minutaggio, diciamo che insomma ci sta bene per lui. Viene in avanti Toffoli, la mette per trovare Janko marcato dal suo diretto avversario, poi palla che finisce ancora per il numero 20 Fabris che viene in avanti, marcato duro da Basso, che va diretto su dalla colletta per Pippo Mognon, che va su Gasparini, poi ancora indietro su Gasparini, un po' di confusione, però esce bene, se dobbiamo essere sinceri, ci sono gli applausi anche di Moschetta, esce bene l'Eclisse da questo attacco, da questo tentativo di pressing alto da parte del Vittorio Veneto, che adesso gioca con un 4-4-1, ha lasciato una punta sola chiaramente lì davanti, allora perde palla ancora Toffoli, che è appena entrato, cerca di mettere giù palla Zanier, marcato subito dal suo avversario di oggi, ovvero Mognon, tutto dalla parte opposta, prova ancora Zanier a girarsi in area, Zanier che prova a dare indietro questo pallone, il pallone che viene colpito di testa invece dalla difesa dell'Eclisse. È buono il tentativo riuscito di anticipo per spezzare le trame di gioco da parte di Riccardo De Biasi, e mi pare che ci sia il calling break. Sì, c'è il calling break al 26esimo minuto di gioco, arriva in un momento in cui forse è anche utile per stemperare gli animi, per calmare un po' tutti. Ne approfitta Esposito per andare a parlare ancora con l'arbitro, per spiegare le ragioni, per spiegare forse cosa è successo, non lo so, ma non penso che Esposito, gli avranno riferito sicuramente quello che è successo, però insomma sta di fatto che il Vittorio gioca in inferiorità numerica contro la compagine di casa, che è passata in vantaggio al minuto 6 con l'autogol che al momento decreta il vantaggio dell'Eclisse. Arbitro che sta parlando con i dirigenti del Vittorio Veneto. Ventisettesimo minuto, si recupererà. A scaldarsi ci sono ancora 4 uomini per il Vittorio e 4 per l'Eclisse. Chiaramente penso che farà giocare ancora tutti 5 minuti, ecco, 5 minuti, e poi effettuerà ancora i cambi, almeno la panchina di casa, così ha comunicato al direttore sportivo Casagrande. Si può ricominciare, si può ripartire dopo il necessario calling break, e ne approfitta anche lo stesso Esposito sulla pelata e sul collo per gettarsi dell'acqua fresca, insomma, quindi immaginate voi, insomma, che l'atmosfera non deve essere freschissima nemmeno giù sul terreno di gioco. Fallo su Janko, che si è visto un po' pochino, se dobbiamo essere sinceri, anche perché non hanno le palle giocate, non hanno gravitato tanto dalle parti di Janko, si è giocato più sulla fascia. Eccolo qua Janko che mette a terra il pallone
e ha provato un tiro dai 35 metri cercando, aveva visto Fiorenzato fuori leggermente dai pali, aveva cercato di fare uscire un mezzo pallonetto, non riuscito perché il pallone poi si è spento sulla parte sinistra della porta di Fiorenzato stesso. Ottimo il colpo di testa di Mognon in piena partita. Eccolo qua. Allora, Zanier che parla con Mognon, quello che avevamo detto all'inizio, Marco, il nervosismo di Zanier adesso è stato un po'... ha preso una spallata oppure una... No, una spallata, c'è stato l'urlo terrificante, ma ormai ci siamo abituati a sti urli disumani. Era Sibiglia, mi pare, no? Se va per terra Sibiglia, per carità, qualche cosina è successo, però diciamo che è tutto bene quel che finisce bene, sono già in piedi, è già in piedi Sibiglia, eccolo manovrare ancora. Palla per Netto, palla per che ritorna ancora su di lui, può giocare con Gasparini che va dallo stesso Sibiglia, gioca bene quando poi permetti ai giocatori del centrocampo dell'Eclisse di giocare con palla tra i piedi e giocare corto, hai difficoltà a rubare la palla, a rubare la sfera e a provare ad impostare il gioco. In avanti ancora la formazione ospite con questo pallone, c'è stato il lungo rinvio, Zane che viene a conquistare palla, il capitano del Vittorio mette palla a terra, fa viaggiare Ferrazzo tutto dalla parte opposta, invece in centro cercava Zanier che però ha speso abbastanza e quindi tira un po' il fiato il giocatore numero 11 del Vittorio Veneto. Palla che viene giocata ancora dal numero 7 Raccagna, con ancora Raccagna che va dentro, la mette dentro, gliel'hanno toccata appena, era un bel traversone, ne sarebbe uscito. Ancora Sibiglia che prova a spingere, adesso chiaramente in superiorità numerica e la formazione di casa ci prova ad arrotondare il punteggio e a non permettere al Vittorio Veneto di venire dalle parti della Colletta, chiaramente. Adesso è il Vittorio che deve provare a fare la partita, che deve provare a fare il forcing per cercare il pareggio, quantomeno 32esimo, 30esimo, insomma diciamo alla mezz'ora viene in avanti ancora il numero 13 Cazzaro. C'era forse per me il fuorigioco, l'arbitro non vede, forse per me c'era un fuorigioco, però no. Grossissima occasione questa sui piedi di Toffoli. Cazzaro per Toffoli. Tiro parato. Occasionissima. Al minuto 31 a questo punto, diciamo. Spinge Del Prete da Tergo. Non si allontana, così rischia anche l'ammonizione. Sembrano un faccio, Ammonito Zane. Sono 3, 5, 6 cartellini gialli più uno rosso per il signor Mohamed Akram Shadid della sezione di Vicenza, che inizia alla grande la sua stagione ufficiale, combinando un po' di cartellini gialli e un cartellino rosso in uscita subito alla prima di Coppa.
Ianco, Toffoli, si incupisce Toffoli, si è ingobbito un attimo, non è riuscito più a prendersi questo pallone, a liberarsi nella sua corsa, non c'è riuscito. Dalla parte opposta ancora manovra l'Eclisse, che quando lasci ragionare, che quando lasci manovrare, diciamo che qualcosa inventa. Della Colletta. Esposito chiede ai suoi un ultimo sforzo per andare a pressare un pochino più alto, certo che in inferiorità numerica diventa difficile. Del Prete prova a tagliare su Ianco, non arriva il pallone. Mano di Zane, è uno Zane che adesso sta giocando più avanti, perso per perso. Esposito ha spostato in avanti Zane. Anche Zane, è il caso di dire, vedete come sta pressando Zane a metà campo, va su Sibiglia, cerca di non far giocare le fonti del gioco. Ianco ancora indietro, gioco che adesso viene rallentato con Toffoli che cerca di andarsene, cerca di andare ma va per le terre, non c'è il fallo, c'è un altro cambio intanto programmato dall'Eclisse, tra poco entrerà il numero 14 Andrea Gallina e quindi ci sarà un cambio in difesa, immagino, quindi fuori Pippo Mognon non di certo, quindi o Basso o Raccagna se vogliono spostare. Attenzione, viene in avanti ancora Toffoli, che ancora era Sibiglia che conquista palla, poi Basso, vediamo se è stata l'ultima sgroppata per Basso oppure no. Ancora la palla non è fuori, non si ferma il gioco dalla parte opposta con Cazzaro. Cazzaro per Sibiglia. Sibiglia va a trovare il capitano Mognon. 35esimo minuto di gioco, 10 più recupero al termine. Vedi come l'Eclisse sta aspettando che il Vittorio Veneto esca e vada in pressing, cosa che non fa, non vuole sbilanciarsi ulteriormente il Vittorio Veneto, a questo punto fa anche bene. Bello questo taglio su Del Prete, arriva per primo invece Riccardo Fiorenzato, portierone classe 2004 del Vittorio Veneto, palla persa in precedenza dal Vittorio, riguadagnata dall'Eclisse con Sibiglia che rallenta ulteriormente il gioco aspettando gli avversari sulla propria metà campo, poi Ianco che però non ha nessuno davanti e allora si inventa questo taglio di campo molto bello dalla parte di Raccagna e allora Raccagna si inventa 1-2, prova ad andarsene, poi la palla non riesce a metterla sui piedi del suo compagno, ma è lo stesso Raccagna, vedete un po' quanto corre questo ragazzo, è andato a riprendersi il pallone, palla ancora giocabile, bravi, bene, sulla fascia Raccagna la mette dentro, poi il colpo di testa di Ferrazzo in uscita, perde palla ancora il Vittorio, è decisamente un brutto momento per la formazione di Esposito, il tiro di Gasparini. Tiro di Gasperini che per la seconda volta Gasparini è andato al tiro cercando ancora un gol non riuscito, però ci fa capire che questo giocatore insomma può giocare anche qualche metro più avanti della sua fascia di competenza ed è anche in grado di imporre e di andare al tiro in qualche occasione. Stop per l'arbitro che dice che si può effettuare il cambio. 2-14 al 37esimo minuto di gioco, esce Basso, quindi al 37 del secondo tempo esce Basso ed entra il numero 14 Gallina, anche in questo caso cambia poco. E tra poco ci sarà un cambio anche per il Vittorio, mi pare. Sì, però dovrà farlo poi perché ha ripreso già a giocare l'arbitro.
De Biasi. Pallone sprecato, buttato lì in avanti, lo fa suo Della Colletta, 38esimo minuto, mentre mi pare che ritornino in panchina. Intanto c'è il pareggio del Conegliano con Lia Piave per 1-1. Non so se sono ritornati in panchina perché non effettua più cambi quelli dell'Eclisse, oppure se per questa domenica non si gioca e quindi tranquillamente in panchina. No, penso che scenderanno in campo perché si stanno riscaldando. Allora, partita che chiaramente è scaduta adesso perché si pensa soltanto ad andare negli spogliatoi a fare una salutare doccia, è quello che stiamo pensando anche noi qui in cabina stampa, figurate loro. 40esimo minuto, siamo 39, insomma, se contiamo il minuto del cooling break. Allora, cambio 5 per 14, fuori De Biasi, dentro il 14. Salamon, l'altro Salamon. 40esimo io ho messo, anche se sarebbe il 39esimo, però insomma teniamo il 40esimo per questa prima uscita stagionale, possiamo permetterci anche questo. 5 scambiato da Esposito e De Biasi, mentre in panca di Pieve 2 saranno i cambi, butteremo nella mischia Pepai, mi pare, con il numero 15 e il numero 20 Cociu, quindi Pepai e Cociu, attenzione a non complicarsi la vita, c'è fuori il portiere del Vittorio. Cambio. Allora teniamo il 41esimo minuto con il cambio. Qui sì, potrebbe uscire Ianco, che mi pare stia andando dalla parte opposta per uscire, forse, vediamo, no, forse no. Allora, 8-20, allora, netto al posto del 20, al posto arriva Cociu, mentre Raccagna, che ha corso abbastanza tanto, con il numero 16 D'Arrigo. Rivediamo D'Arrigo. Ti ricordo che l'ho anche premiato, no? come giocatore rivelazione, miglior giovane dell'anno, dell'annata passata. D'Arrigo, che è un 2004, da lui si aspettano veramente tanto, non soltanto l'Eclisse ma anche la squadra da dove proviene. Insomma, lui tra l'altro ha cambiato anche il procuratore, ha fatto un po' di scelte di vita, insomma ha preferito rimanere ancora per quest'anno almeno qui a Pieve di Soligo, e direi che la scelta è stata fatta oculatamente, diciamola subito. Zane che la mette in avanti, ormai si gioca per... andiamo avanti con Zanier che protesta. Allora, tra poco io abbandono la postazione e provo a scendere per effettuare le interviste di rito, quindi lasciamo soltanto, a meno che Marco tu non voglia finire, ma ti vedo distrutto e provato non dall'alcol ma dal caldo micidiale che ci siamo sorbiti, è il caso di dirlo, proprio quest'oggi in cabina stampa, signori miei. Se 35 erano i gradi sul campo, qui percepiti una 45 sicuri, mentre arriva l'urlo disumano ancora sotto la tribuna per Del Prete, che è rimasto ancora in campo. L'arbitro che chiama alla tranquillità
Io cerco di ricompormi perché ho una camicia completamente intrisa di sudore e non sto esagerando, quindi cerchiamo di ricomporci un attimino prima di scendere e andare in mezzo al campo. Zanier per Ferrazzo che entra in area e poi inventa, ci prova da solo, si arrabbia Zanier in mezzo all'area. Non vorrei essere in Ferrazzo perché evidentemente poteva fare meglio sicuramente. È uscito un tiro, vediamo quanti minuti vengono comminati. Allora, secondo 6 minuti? 6 minuti di questa agonia calda, questa caldissima agonia, però insomma me ne faccio godere altri 3 con un po' di commento, sai che godimento, qualcheduno dirà, e poi andiamo, proviamo a scendere appunto in campo per... qui c'è uomo a terra, quindi si perderà ancora tempo. C'è De Zotti intanto che va a recuperare i cinesini oppure il pallone, tanto per sgranchirsi un po' le gambe, visto che vediamo questa palla come viene girata, conquistata ancora una volta dalla difesa, dalla retroguardia del Vittorio Veneto, che in qualche maniera riesce a metterla a terra, ma con il fallo di mano nulla di fatto. Può ripartire ancora la compagine di casa, che ne approfitta per ritardare, per rallentare il gioco. Nessun problema, e allora decido anch'io che non c'è nessun problema. Non vorrei mai essere smentito e trovare un gol o qualche azione particolare, però palla che viene gettata in avanti ancora, con il portiere che è tremendamente fuori dai pali, viene salvato dalla sua difesa, può ripartire, e allora ne approfitto per scendere in campo e per le interviste di rito.
te, tieni tutti là. C'è dei fatichino, Dana, tutti là, scaricate. Marco, per favore, li prendi lì e gli fai fare qualche esercizio, intanto ripiatano, là, a Tussi, 2 o 3 posture che ripiatano, così facciamo... E mentre stiamo sentendo il tecnico Esposito che sta dando le indicazioni al suo staff, ci siamo lasciati, possiamo dire, nella stagione passata e ci ritroviamo con gli stessi vizi, ma vizi positivi, perché non mollate mai, e qui li abbiamo dimostrato ancora una volta, Stefano. Io penso che oggi sia stata, nonostante i 58 gradi all'ombra e la prima partita ufficiale, penso che 2 squadre che abbiano fatto vedere una partita interessante. Partita viva anche, perché ci sono stati bei esattissimo, partita viva, penso che il pareggio sia il risultato più giusto, perché entrambe le squadre hanno giocato una partita vera, non mollando mai, cercando sempre di imporre le proprie idee. E quindi credo che sia noi che il Carreni si siano meritati questo punto. Sì, ti vedo soddisfatto. A un certo punto in inferiorità numerica si era messa, però ho visto che sì, li hai sistemati meglio. Sì, ma indipendentemente dal risultato, oggi era il primo test ufficiale, noi non è che abbiamo l'obiettivo di vincere la Coppa, se viene bene, ma non è quello. Oggi doveva essere la prima parte di un lungo cammino, a vedere a che punto eravamo, e secondo me la squadra ha risposto molto bene, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo c'è stato un po' di stanchezza, però se ci ricordiamo l'incrocio, il gol sbagliato su respinta, avremmo chiuso noi lì in vantaggio il primo tempo, probabilmente anche meritatamente. Poi nel secondo tempo ci siamo fatti gol da soli, poi in 10 abbiamo rischiato di prendere il terzo gol 2 volte, ma neanche in maniera così colossale, eclatante, e siamo sempre stati sul pezzo, e la squadra ha questo nonostante poi tutte le difficoltà che avevamo in difesa con le assenze o acciaccati, quindi devo fare un grande applauso ai miei ragazzi. Bene, buon inizio e buona continuazione. Grazie mille a te, ci vediamo presto. Ciao a Stefano Esposito, e allora andiamo dall'altra parte dove c'è mister Moschetta che sta parlando con i suoi, e quindi ci mettiamo qui. Chiaramente pensavamo di averla, dico pensavamo perché insomma avevo quasi concluso, ero sceso, e quindi però ho avuto, spero di non scendere e non vedere. Poi ti sei arrabbiato anche con un po' con la difesa, hanno sbagliato qualcosina qua. Sì, un minuto dalla fine eravamo troppo sbilanciati, abbiamo sbagliato sopra e dietro eravamo messi male, e non si può prendere un gol così, da una palla da 40 metri sul lato opposto, quindi errore come il primo gol, errore nostro, dobbiamo essere più attenti, più focalizzati su queste cose, piccole cose qua che sembrano piccole, banali, che poi determinano la partita. Peccato, perché abbiamo fatto una buonissima partita, l'abbiamo condotta per gran parte del tempo, quindi peccato perché l'abbiamo ripresa, poi siamo andati sopra, abbiamo avuto diverse occasioni anche per fare il terzo gol e non l'abbiamo chiusa, e poi la partita del calcio è così. Si paga il minimo errore, si paga. Si paga il minimo errore, hai ragione, però come dicevo a Stefano Esposito, partita viva, perché c'è stato qualche bel duello lì in mezzo, quindi diciamo che è un derby e quindi ci sta. Chiaramente ad agosto, però è una partita vera, anche fisicamente loro sono una squadra molto forte fisicamente, ci ha messo un po' di difficoltà da quel punto di vista lì. È chiaro che ancora parlavo prima con Stefano, siamo dei cantieri aperti, quindi è un po' ancora tutto da rodare, però bene, insomma, abbiamo fatto una buonissima partita e dobbiamo stare più attenti, perché è peccato non vincere le partite così. Io in telecronaca ho detto che ad un certo punto loro nel primo tempo mi sembravano più in palla, cioè un pochino più tonici, mentre voi avete un po', però poi nel secondo tempo siete riusciti meglio. Un po' il gol così su un errore dopo un minuto, e poi ci siamo messi a giocare, quindi siamo venuti fuori noi. Secondo tempo bene, si siamo messi lì, però è chiaro che devi far gol, devi chiudere le partite, è un peccato, insomma, però ci serve da lezione per il futuro.
Andiamo avanti e alla prossima. Sì, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Bene, ringraziamo anche mister Moschetta qui ai nostri microfoni. Si conclude qui la nostra prima sudata, in questo caso più di tutto e fatica, di questa Coppa Italia, prima giornata. Il derby si conclude con un risultato di parità, 2-2. Linea allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.